buongiorno, buongiorno e benvenuti. Non vedo l'ora, proprio perché con questi occhiali non vedo niente, di invitare immediatamente qua sul set di questa diretta con tutto il mondo dal Carnevale di Venezia, Remember the Future, la mia compagna, in qualche modo. In che senso? Linda Pani. Perché ci hai dovuto pensare? La mia croce delizia, non saprei come definirti, però c'è da dire una cosa, è un gran bel vedere. Grazie. Non te se può sentire, non me se può sentire, però è un gran bel vedere. Ma questo è tutto merito della Tele Nicolao che ha confezionato e realizzato questo magnifico vestito. In questo buffo outfit un po' elisabettiano, io ho dovuto riposare un po' gli occhi e quindi adesso ho questi occhialini riposavista, non vedo niente, non so niente, il gobbo non riesco a vedere nemmeno, principe, perché è piccolo e gobbo, quindi è là nascosto in un attimo. Poverino, tutto accucciato. Ah no, quella è la regia, scusa, ho sbagliato. Non Ma è... no! La nostra regia! No, la nostra regia è bella e voi non potete vederla, ma sappiate che è anche molto sexy oggi, è una minigonna di paillette deliziosa. Infatti vorrei indagare sul perché, si è messa questa bellissima gonellina. Vabbè, per noi, grazie, la regia dice per noi, grazie. Grazie. Io non vedo niente, quindi invece, per lei, quindi. Anche se non vedi niente, ma tu hai notato che bello il mio copricapo? Questo cigno? Perché oggi è la domenica dell'Aquila, del È la tua idea fissa che ti metti anche in testa. Esattamente, e quindi, guarda, per rimanere comunque coerente per quello che riguarda piumaggi, voli, eccetera, eccetera, oggi volo dell'Aquila, volo dell'Asino. Però attenzione, perché oggi era anche la mia giornata per la finale delle maschere in Piazza San Marco, quindi questo ci manca altrettanto. Ma abbiamo già, vero regia, un collegamento, non ancora, però avremo due collegamenti sia con Piazza San Marco per Play with the Lion, che soprattutto Piazza Ferretto per i bambini, perché c'è il concorso della mascherina più bella. Esatto, da anni ormai. Piccole mascherine crescono, che poi quando diventeranno adulti parteciperanno alla maschera più bella. Ma perché no? Insomma. Comunque anche in Piazza San Marco avevamo ogni tanto dei bambini che arrivavano. E, io mi ricordo ad un ballo, una volta è arrivata una coppia, vestita a Rinascimento, con un bebè, proprio piccolino, avrà avuto un anno in braccio, a una serata. Ma era vero o era un bambolotto? Era vero, vestito uguale. Una cosa deliziosa, non c'è cosa più bella che vedere i bambini piccolini che vengono coinvolti. Io invece quando ero piccolina, che avrò avuto tipo 7-8 anni, ho cercato di imbucarmi nel palco di Piazza San Marco perché ero vestita da pipì calze lunghe. E io ti ho cacciata via. Probabilmente qualcuno mi ha cacciata via, non lo so, mi ricordo che ho cercato di scavalcare la transenna per entrare sul palco, c'avevo anche i palloncini che facevo finta di volar via. Mi ricordo perfettamente, ho detto cacciate quel rospo. Che cos'è quel rospo che cerca di intrufolarsi in questo modo? E infatti poi il palco l'ho spostato dall'altra parte della piazza perché c'erano i lampioni e io mi arrampicavo lì e c'avevo tutta la gente intorno che mi faceva le foto. Che era preoccupata che ti facessi male. Ma no, ma penso che probabilmente qualcuno avrebbe anche sperato che cadessi, ma mi arrampicavo fino in alto, avevo le treccine che andavano a sbattere sui... Ma tu, a proposito di cigno, da piccola eri un brutto natroccolo che poi sei diventato questo splendore oppure sei sempre stata carina? No, io sono sempre stata carina. Poi, sai, l'età della pubertà, parecchio, i capelli che cominciano a diventare un po' crespi. Invece io ero bellissimo, ero un bambino meraviglioso, guarda, non lo so. Che è successo? La maledizione di Malefice. Ma vieni qua che poi ti bacio e ti trasformo in un principe. Non possiamo, dobbiamo mantenere le distanze perché qua è tutto safe. Io invece ti voglio baciare, voglio trasformarti in un principe figo. Vade retro. Io lo voglio figo il principe al mio fianco. Ma tu sei già figo, ma sto scherzando, ma su via che sei bellissimo. Allora, oggi abbiamo una scaletta fissa proprio, per quello che riesco a vedere là. Bella intensa. Ecco, è molto intensa, è molto bella, ci sono delle novità simpaticissime perché questo esperimento, questo ritorno del carnevale è, nonostante il programma veramente ben nutrito, è anche un work in progress, per cui cose vengono aggiunte, cambiate, postazioni, eccetera, spostate. E questo è molto bello perché vuol dire che il carnevale è una creatura vivente. Certo, quindi si trasforma, si evolve, si torna indietro e quindi poi vi stiamo spoilerando in attesa che vi collegate. Connect yourself and come with us because this is a very interesting reportage of what's happening in the carnival in town. La nostra regia è qua, la vedo con qualche notizia. Leggermente in ritardo, ma allora anticipiamo San Marco. Ok. Anche i contributi poi delle maschere. Fantastico. Perfetto. Quindi andiamo quella che oggi sarebbe stata casa mia,
Piazza San Marco, invece... con la bellissima installazione che ho provato sulla mia pelle di Play with the Lion, e vediamo cosa succede. Chi c'è? Sofia? Abbiamo Sofia, Ciao, in Sofia. Piazza San Marco. Ci sediamo. Ci senti, Sofia? Non lo sappiamo perché noi non sentiamo lei. Eccoci. Wow. Wow, wow. Che succede? Ah, Questa è bella sembravano piena la seduti. piazza, perché No, appunto tra i vari voli, eccetera, oggi era un giorno, uno di questo quei giorni content. importanti, certo. Caspita, Di mi ricordo mascherine. ancora domenica 28 febbraio del 2020, 20? quando ci hanno chiusi. No. E io l'ultima cosa che è successa in Piazza San Marco è stata io che ho cantato Heroes al pubblico, improvvisando proprio per dedicare, cioè, mi raccomando, siate eroi in questa cosa. Quindi è stata colpa bella tua? Sì, senz'altro. Eccola là. Quindi ho proprio questa cosa qua, che in Piazza San Marco l'ultimo spettacolo effettivamente l'ho fatto io. Spettacolo. Alla fine c'entri sempre tu, o per Carnevale. A o per B, c'entri sempre qualcosa, principe. L'ho decretato io nel 1021 il carnevale. Esattamente, dopo tutti questi secoli, alla fine, che siano cose belle o disgrazie, alla fine sempre il principe c'è di mezzo. Allora, cosa succede, Sofia? Ci sei? Pronto? Non ti si sente? Sì, che allora qui bello. sono qui davanti a Play the Lion, mi sentite? Wow, Sì, che ti bei sentiamo. costumi, vedi? Perché questo era appuntamento proprio tradizionale con il concorso della maschera e del costume più belli. Ah, tra l'altro volevo specificare, sai Sofia, venivano, forse te ne sei resa conto anche tu, stando lì, che ci sono svariate categorie. Allora c'è la categoria filologica, quella della Sì. riproduzione dei costumi pari pari dei costumi del 700, del 600, del 500, quello che Eccetera. è. Poi c'è la categoria maschere, Fantasy? quelle famose, diciamo rese famose da Reuter con le sue foto, Ok, sì. quindi la maschera fissa, chiamiamo quella che si mette in posa così, quelle fantasiosa, fantasy? poi quella creativa, e poi noi avevamo creato una sezione speciale Sì. di quelle che richiedevano più artigianalità, più manualità, Ah, perché ok. alcune sono proprio dei catafalchi, cioè delle cose Dei abnormi che catafalchi. si portano in Sono giro. delle impalcature giganti. Impalcature, sì. Sì, ma Sì, magari il sono catafalco è un po' meccanismi, funebre come sì, cosa. un pochino sì, Ma- però tipo mi piace la meccanismi parola. o cose creative. Un catafalco. Un Mi sento catafalco Oh, oggi. Oltre alla foca. Adesso c'è anche il catafalco. Una pazza. Cosa succede? Fammi vedere un po' di maschere, dai Scusate, Sofia. un po' di follia. C'è anche un cane, che bello, un Che cane? lupo quello. Ah, ma fa perché- Cappuccetto Rosso! Cappuccetto Rosso! Geniale, geniale, Ma geniale. che simpatico il cagnolone. E la nonna, guarda, Cappuccetto Rosso, il lupo e la nonna. Perché ha così senso questa Ma anche il cosa? cacciatore, meglio, che così almeno non ti sparano sull'uccello. No, infatti, vabbè, a parte che se mi sparano, secondo la storia del lago dei cigni, poi trovo anche l'amore della mia vita e poi moriamo Questi insieme. cosa sono, Però... i tarocchi? Cosa sono questi secondo te? Sofia? No. Boh. Mi sentite? Sì, Sì, adesso, adesso sì. sì. Cosa sono questi? Mi sentite? Piastrelle? Questi Ok. quadri? Adesso glielo posso Sai che hai chiedere in ragione, forse è diretta. Piazza di Ciao, Santa da Lucia, cosa siete a vestiti? Napoli. Sono un genio. Ceramiche. Sono biondi. Da Ceramiche? ceramiche. Sono di Faenza questi Ceramiche. signori, E da dove dove sono? arrivate? Dall'Abruzzo arrivano. Ah, dall'Abruzzo. Sono ceramiche dall'Abruzzo. Hai visto? Quanto Ci avevi sono azzeccato. intelligente. E adesso magari possiamo chiedere a Cappuccetto Rosso. Ma Ciao. Cappuccetto Rosso Buongiorno. con la nonna e il lupo, Come vi bellissimo. Il chiamate? cagnolone. Sono Sara, Carlo e Bea. Che bello, che bel musone. Guarda che facciamo un boom Senti- di ascolti adesso con gli animali, eh. La nonna Facciamo Carlo Icon, è facciamo Icon. stupenda. È un lupo buono, dai bacini. Sì, infatti non c'è bisogno del cacciatore, perché sono tutti in armonia. Il cacciatore non c'è, giustamente. Ma il cacciatore è un po' inutile anche. Infatti basta con la caccia, il Esatto, messaggio che basta. diamo con tutto il cuore. Diciamo no alla caccia. A parte ai rospi, Adesso perché però quelli posso potete andare a cacciarli per fare un No, baciarli. perché i giro rospi? nella piazza. Per baciarli. Se venite con me. Ma non ucciderli. Ma no, a caccia nel senso per acchiapparli e baciarli. Ah, ok. Poi magari si trasformano in meravigliosi principi come il principe Maurice. Sì, e con me l'incantesimo non è andato troppo bene. Ma non è vero che sei un figo da
Secondo me la principessa forse non era così principessa, non so cosa è successo. Qualcosa è andato storto nell'incantesimo. Sì, qualcosa è andato storto. Vabbè, Indagheremo dopo. Sì, sì, perché la la faccenda è interessante. È anche un po' inquietante. No, inquietante no. Beh, per me si guarda il risultato. Ma va là, almeno fosse brutto davvero. Allora, che bello bell'uomo. vedere la piazza così viva, un po' frizzata, però c'è. Bello vedere che comunque qualche maschera ci sia. Sì. Ecco, una cosa, ripeto, insisto, voi che siete collegati, se desiderate venire, fate un qualsiasi gesto di mascheramento, ma anche semplice. Ad esempio ho visto tanti giovani, c'è un grande ritorno di compagnia di giovani, questo fa molto piacere, con cose fatte col cartone, materiali di recupero, ma divertenti, colorate, dove ci mettono la loro manualità, la voglia di fare due risate, e c'è molto travestitismo in giro. Bene, bene. No, Mi piace questo fatto che il carnevale dia l'idea di poter scambiare una volta all'anno anche i ruoli di genere, e quindi è una forma veramente di grande libertà anche questa. Infatti io avrei voluto vestirmi da uomo e tu da donna, però questo colpetto principe... Beh, tu come uomo saresti sì un uomo secco, elegante, bello. Io sarei una racchia proprio infernale. Ma non è vero. No, l'ho già fatto e sono racchia. Saresti semplicemente bisbetica. Sono una racchia bisbetica e basta. Quindi sono una ricchia. Una racca ricchia. Io mi dissocio completamente. Ma no, ma perché? Ma che malizie ci sono? È una sintesi della parola. Siamo in fascia protetta. No, cosa succede? Non siamo in fascia protetta. Non siamo in fascia protetta. Sui bambini, dai, appunto, bambini, così ce lo ricordiamo, vogliamo i bambini, ma non ho detto niente di scandaloso. Ma no, assolutamente. È una sintesi di due parole. Ma poi se le dimenticano queste cose. Allora. Dai, proviamo il Ciao, collegamento Sofia. con Milena. Sofia, ti salutiamo. E adesso, guarda chi c'è, ma sai lei chi è? Lei è davvero una principessa e si chiama Virginia. Guardala come entra nel personaggio. Guarda come sfila bene, cioè io neanche se mi impegno riesco a sfilare così bene. È stupenda, ma mi fa anche un po' paura, sembra posseduta dallo spirito di una top model. Ah, ok. Sì, è veramente così giusta questa fanciulla, che bella. Con chi è che siamo, scusa? Milena? Si chiama Virginia la principessa. Ciao Milena. Ciao. Abbiamo avuto un'informazione che avete un ospite d'onore, la top model principessa Virginia. Esatto, che oggi è vestita da Elsa e farà questa sfilata qui in Piazza Ferretto a Play the Mask. Fantastico, siamo veramente onorati. Elsa di Frozen. Dopo le passerelle di Milano, adesso siamo a Mestre, Piazza Ferretto, a dare pregio al concorso della mascherina, questo, no? Play with the Mask, giusto? Yes. Sì, esatto, e adesso vedete le hostess che la stanno preparando per fare la foto. Ecco, come funziona? Qui allora, si nasconde la... Piazza, ci fai vedere l'apparato qui si nasconde tecnologico? la telecamera. Qui dietro, e adesso c'è Virginia che sta facendo la sua sfilata. Guardala, fa una giravolta e poi torna indietro. Anch'io lo faccio ogni tanto, ma non si muove. Quali capelli? Appunto. Ok. Facile fare dell'ironia, sparare sulla Croce Rossa. Guardala. Wow. E adesso va a vedere la sua foto. Una delle hostess la conosco, bello. Si chiama Marina. Mi saluti l'hostess Marina? La Linda Pani la saluta. Ecco, si vede la foto che ha È appena soddisfatta la top model? Perché lei, essendo manager di se stessa, adesso glielo chiediamo. deve tenere sotto controllo tutto quello che passa delle sue. Certo, perché è la sua immagine. Ti ha salutato Marina? E lei Marina? Non capisco cosa. Virginia, possiamo sentire qualcosa? Non so. Sentire la tua Virginia, voce. abbiamo un microfono d'eccezione per intervistare Virginia. Ok. Wow, Virginia, sei soddisfatta della tua foto? Che bel sorriso smagliante. Amore. Cara. Ma è così tenera. Tesoro. Io ti mangio tutta, ti mangio. Una dichiarazione, Bene, una Virginia dichiarazione è molto... per tutti i bambini del Virginia... mondo. Sì.
No, chiedile anche quanti anni Virginia ha. è molto soddisfatta. Quanti anni hai? 7. Ha 7 anni. Mi raccomando, dire di parlare bene nel microfono, se no non si sente. Virginia ha 7 anni e ha sfilato vestita da Elsa. Sei emozionata? Sì, moltissimo. È la molto prima volta che emozionata. sfili? Cosa potrebbe È la prima dire? volta che non è la sfili? prima volta, no, È stata la Milano Fashion Week, certo, ma voglio volevo sentirmelo dire da chiedere a lei. Virginia che messaggio vuole dare ai bambini e alle bambine della sua età riguardo il carnevale. Non ne ho mai fatta una in vita mia. Però sta dicendo che è la prima volta che ha sfilato e non ha mai fatto sfilate in vita sua. Però a casa sì. Solo a casa. Solo a insomma. casa, Ah, solo ecco, a casa. sì, perché si Si è lavora in allenata. smart working. Certo, adesso sì. Anche le modelle lavorano. Hanno in smart working e quindi fanno il corridoio di casa dal bagno fino alla cucina. Mandano i vestiti. Esatto. Sarebbe il colmo, speriamo Vuoi di no. dire qualcosa a tutti i bambini del carnevale? Sì. Cosa vuoi dire? Quello che dicevi prima. Quello che dicevi prima. Sei in diretta e parla bene nel microfono, bravo. Il carnevale è fighissimo. Rock and roll, baby. Rock and roll baby, hai Carnevale capito fighissimo, come rock and roll, baby. scaltra, Yeah. come scaltra, È grande. adorabile, dille che è bellissima, che aspettiamo che faccia anche lei la Maria e che magari vinca e scenda dal campanile. anche lei, Esatto, chi lo sa. potrebbe essere qualche Ti annetto fanno ancora perché è molto tantissimi giovane. complimenti. Io ormai sarò andato, Ma va è là, già anche avrei tornato. solo, avrei solo qualche decina di anni in più, ma Sarò con andato tutti e i secoli e che anche hai tornato. accumulato, Dice che resisto. con tutti i secoli che hai accumulato, Se cosa ho fanno resistito a 10-12 questo anni che in sta più? appena passando, dice ormai. no? Ormai. Bella, allora, ma cosa succede esattamente lì? I bambini vengono da una certa ora a una certa ora e dici, cara. Come funziona? Esatto, allora i bambini arrivano e si iscrivono al banchetto oppure possono già fare una prescrizione sempre aiutati dai genitori online. Logico. E possono venire qui al gazebo di Piazza Ferretto E poi, in certi ecco, e poi orari funziona durante col tutte le voto, no? giornate. Funziona col voto da Poi casa. sì, esatto. Allora di a Virginia Questa foto di lanciare un appello ai suoi fans che la votino. Virginia, vuoi chiedere a tutti i tuoi fan di votarti? Sì. Votatemi. Ecco, semplicemente. Giusto? Giusto. Né più né meno. La regia prova, perché la regia è Ma sintetica. dove? Chiediamole dove, vediamo se lo sa, se ha studiato. È bello, questo dovresti dircelo tu. No, no, Allora, dovrebbe dirlo Virginia, lei. ti Io devono- penso che sia pronta, eh. Votatemi su. Ti devono votare sul sito, giusto? Sì. Bene. E si può andare appunto sul sito qual è ufficiale del il Carnevale sito? di Lo sa Venezia lei? e... Vediamo non lo se so, lo sa. ne abbiamo parlato prima ma non so se lo ricorda. Qual è il www. sito? Si chiama Carnevale, Di Venezia. giusto. Carnevale.venezia.it, brava. Quindi brava, brava. www.cardinale. Cardinale. Prossima volta mi resta carnevale ecclesiastico. Venezia.venezia.it. Oddio, sto perdendo l'ultimo neurone. No, che c'è quel poco che c'è rimasto, per favore, lascialo intatto. È dentro qua. Coprilo, Lo tirilo sto al tenendo calduccio. qua, sì, nella sua casetta. Toc toc. No, non farlo uscire, se No, se no siamo fregati. Regia, dici qualcosa, cosa succede adesso? Di maschere, stamattina i ragazzi sono andati un po' a caccia in piazza San Marco per delle brevi interviste. Bello, allora adesso abbiamo la regia, ci dice, allora ciao tesoro, buona fortuna e buon divertimento, Buon ciao divertimento, Virginia. Saluta tutti i bimbi Ciao, e fai ciao. complimenti a Virginia. Che tesoro, dille che le vogliamo già tanto bene. Sì, ce la adottiamo, ce la portiamo qui come Sì. mascotte il prossimo anno. Davvero. Ciao cara, saluta anche i tuoi genitori, ciao. Perfetto. Allora, come ci diceva la nostra regia, stamattina i nostri inviati sono andati in giro un po' a caccia di maschere, hanno fatto qualche intervista. Mandiamo il contributo così ce lo godiamo, che sono curioso anch'io. Assolutamente. Il Doge. Compreso, siamo qua e dichiaro ufficialmente aperto il Carnevale 2022. Buon Carnevale a tutti, presenti e non presenti. Bellissimo Carnevale di Venezia, finalmente, l'aspettavamo da tempo, noi veniamo tutti gli anni, sono 15 anni che veniamo a Venezia al Carnevale e ci divertiamo tantissimo, consigliamo a tutti di venire al Carnevale in Venezia,
sono innamorato di questa kermesse quando ho 18 anni e ogni anno c'è sempre più voglia di tornare. Ho sempre fatto i vestiti da me, io sono un amante dell'oro e abbinato tanti colori, quindi ogni anno cerco di diversificare il vestito. When we come, we try to do our best to come with another kind of dress, another kind of costume. This year it's a Venice Renaissance. It's so beautiful, it's so imagined for us to go in these dresses, in this beautiful city, in this La Serenissima. It's another feeling, it comes out of our soul and it's only beautiful. Noi siamo un'associazione storico-culturale a nome Rosa Antico e in questa ultima domenica di Carnevale siamo venuti con gli abiti del 1490 rigorosamente confezionati da noi, da ognuna di noi, dalle nostre sarte, attaccata perlina per perlina a mano. Veniamo sempre tutti gli anni a Venezia, quest'anno siamo stati fortunati, siamo stati baciati dal sole tutte queste domeniche e anche oggi e abbiamo trovato una bellissima presenza di persone entusiaste, solari e non posso dire positive, però il senso dovrebbe essere quello. Sono Amidala, lui è Darth Vader. Finalmente quest'anno ho realizzato un sogno, sono riuscita a partecipare alla sfilata di Piazza San Marco. Sono 10 anni che ci provo, per motivi di logistica mia non sono mai riuscita. Quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, ho deciso di prendere 2 giorni, godermi il Carnevale di Venezia e finalmente partecipare alla sfilata. È stato bellissimo, gli addetti sono stati gentilissimi e speriamo di replicare presto, magari con un altro costume. Siamo in abito del 1500, noi come associazione facciamo anche danze storiche, curiamo anche il 1700 e il 1800, sempre con le danze pertinenti storiche. E oggi siamo qui in una giornata stupenda di sole, con tantissima gente a cornice. Bellissimi! Che bello! Che invidia, però, anche io vorrei essere in Piazza San Marco in questo momento. Vedi che Venezia è veramente palcoscenico anche di associazioni che fanno danze storiche, che creano costumi. È questo che deve tornare ad essere, tutto un grande palcoscenico, e devo dire che questa iniziativa di spargere spettacoli di strada, ma bellissimi, per tutta la città, proprio dà questo input. Poi San Marco evidentemente, quando si potrà, avrà in ogni caso un punto di riferimento, ma senza diventare esclusiva, proprio spargere per tutta la città e dal punto di vista logistico e dal punto di vista anche della ricaduta economica. Trovo che sia una cosa interessante, oltre che artistica. È come ti dicevo l'altra sera che stavamo chiacchierando e mi è uscita così. La gente a volte viene a Venezia per vedere il carnevale, ma non capisce che il carnevale è la gente. Quindi, e lo è sempre stato, nella storia del carnevale era la rivincita proprio che tutti potevano essere qualsiasi cosa, tutti. Quindi non è uno spettacolo da vedere, ma da vivere. Lo spettacolo è da vivere sulla propria pelle, con il proprio abito, con il proprio spirito, quindi per vivere il carnevale bisogna venire vestiti. Sì, non è necessario perché insomma, comportano anche investimenti notevoli, c'è chi veramente fa sacrifici per tutto l'anno per avere l'abito più bello, per cui non è che siano persone tutte abbienti, ricche, che possono farsi o noleggiare costumi costosi. Però basta poco, un po' di inventiva, quello che fa la differenza è appunto la creatività e impegnarsi nella manualità, anche quasi un po' infantile, naif, come si faceva a scuola, all'asilo. Sai nel lontano 1300-1400 l'asilo. Dei catafalchi all'asilo che non vedo. Questi catafalchi, aiuto. Hashtag Carnevale Venezia 2022, hashtag catafalco. Ok, dai, torniamo a noi. Regia, chi abbiamo pronti? La seconda sorpresa. Ma è pieno di sorprese oggi? Sì, te l'avevo detto. Allora, posso dirlo io che mi fa ridere questa cosa? Vai, dilla tu. Allora, normalmente alle feste si fa il trenino, no? Ah sì, pepe, esatto. No, invece stavolta il trenino è vero, è elettrico. Come è vero? Com'è elettrico? Mi è andata di attraverso il neurone. No, l'unico neurone che c'era gli è andato per attraverso. Allora, intanto Domenico è stato... Domenico, ciao! Buonasera, ciao principe. Ma sei sul trenino, ma dove vai? Ma dove stai andando? Sì.
È il Last Train to London. Qui c'è un trenino. C'è anche quella piccola dose di Siamo trash su- che ci mancava in questo programma. Siamo Domenico, su a chi è questo venuta trenino, questa idea? adesso- Pensavo che i treni arrivassero Sono in Milano, app- invece qua i treni è una successo. Chi è quello? Un altro Sono appena trenino? arrivati No, anche degli artisti. Sì, Ah. sono degli artisti. Ma che Adesso bizzarro! cerchiamo di prendere il treno che ci porterà in giro per i diversi Wonder Point. Allora, io mi di ricordo Via da Mestre. piccolino a Jesolo, a Rimini, quando i miei mi portavano a mangiare il gelato, però è divertente perché che tragitto fa questo trenino? A mangiare il gelato. Scusate, Eccoci regia, qui, stiamo scusate. salendo proprio Sì. ora. Sono in Sì, ci compagnia andavi degli da adolescente a artisti. bere, ci andavi, dai. Scusate. Dovevo Chi l'ha inventato? Ah, serve anche agli artisti per spostarsi. Hai capito? Sì, adesso ci spostiamo insieme, li ho proprio qui con me. Se volete fare qualche domanda, volete che chieda qualcosa, ce li ho proprio. Sono contenti, signori? Guarda, sembra... Guarda che non li sentiamo, Sentiamo uno squittio. Non riesco... Prova a dare ok. Eccoli, Eccoci. dovrebbero sentirvi, fatemi sapere se... Ciao ragazzi, chi siete? Cosa fate? Non si sente Domenico, niente. devi avvicinare il tuo microfono perché non li sentiamo, Microfono. Non si sente. No, oggi non rapiamo. No, ci chiedono chi siamo, perché noi cambiamo mestiere ogni giorno. Oggi siamo artisti di strada. Sì, oggi abbiamo... Riuscite a sentire? No. No. Abbiamo capito che sono due bei ragazzi. Questo sicuramente. Un po' stile Sì, Panama, sono due artisti retro. che sono Cosa qui fanno? con Suona... me adesso, Intervistali siamo- tu e dicelo. Suonano, cantano, recitano. Cosa fanno? Voi cosa fate? Recitate, cantate? Perché adesso ci sta mostrando le terga quel signore? Perché ci vuole un po' Mi di culo dicono che nella sono vita. due ciarlatani. La regia si sta scappando. Con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao. Scusate. Chiedi tu Riuscite a a loro, sentirli Domenico, adesso chi voi? sono, cosa fanno. Allora, mi hanno appena detto che sono due ciarlatani. Due ciarlatani? Ah, ok, quindi andiamo d'accordo con loro due, io e Sì, te. sì, si vedeva che erano due, sì, millantatori. Guarda, ci hanno appena detto che... Molto attenti perché in questa mano non in questa, occhio in questa mano non in questa non. Sono dei prestidigitatori? Sta per apparire. Sono dei prestidigitatori? Che succede? Così sono dotazioni. Così li sentiamo tutti e due. Stai molto attento. Sento 3, 2, 1, sta per apparire. Cerchietto. Hai visto? È stato fatto... Ah, anch'io sto Ora li facendo. senti. Uno. Salve, buonasera. No, guarda, io due. sto facendo anche l'altro, guarda, che nell'altra mano inaspettatamente sta per apparire un altro cerchietto. No, vabbè. Caspita. No, vabbè. Guarda. E su questo si frizza. Geniale. Però Geniale. sono magico. Riuscite a sentirli adesso dallo studio? Io ne sento, sì. Io c'avevo di quei trucchi che è meglio che non faccia qua. Non puoi, Hai perso. non puoi toccarmi. Io. Ma non lo sapevo che stavi facendo il gioco. Così. Guarda che è una macchia. No, aiuto. Non ce la possiamo fare, però è divertente. Domenico, Vogliamo nei festival come questo, nel Carnevale di Venezia, per cercare di ottenere dei pasti gratis. Questo è quello che facciamo, però non sempre ci riesce. ma sono carinissimi. Collegato un fabbro, un chirurgo, si può... Perché con nulla fanno tutto. È troppo divertente. È troppo divertente, solo Sai, che il genialità? treno va troppo veloce, quindi ogni tanto perché sai quando tu prendi Un treni alta TGV. velocità, quando prendi treni alta velocità non riesci mai È vero, a TGV, train a ragganciarti. grande vitesse. Je ne parle français, macaron baguette. Quantomeno è elettrico, almeno non inquina. Ah, ok, perlomeno Comunque quello sì. dai, simpatica. Molto. Sì. Ok, domani ci riproviamo con questo Carnival Adesso- Train. Dai. Bello.
Ottimo. Wow. Siamo in giro un po' per le isole. Sant'Elena e Elena da Sant'Elena. In collegamento da Sant'Elena c'è Elena. Ma è lei la santa proprio? No, non è santa, però è una nostra carnival speaker. Ma è una brava ragazza. È una brava ragazza. Potrebbe Se poi ti diventare sopporta santa. diventa santa anche lei. Ciao, ma sei santa anche tu oggi, quindi? Sei nella tua isola. Sant'Elena. Sì, esatto, mi hanno mandato qua proprio per questo, proprio perché mi chiamo Elena. Ecco, sei in odore di santità. E perché sei in odore di santità? Allora, secondo me, lì è pericolosa la situazione perché c'è la catastrofa. Catastrofa clown, è vero? Esatto, siamo in compagnia di Catastrofa che oggi ha cercato di affettare tanti animali. Infatti questo è un numero proprio dedicato agli animali. Che non ci sono, che vengono interpretati. Adesso... Vediamo com'è piccola quella bicicletta. Sì, no, poi, ci poi sono, però esatto, in questo momento non ci sono gli animali, purtroppo. È impossibile. È impossibile, io non sono capace Prima di è andare caduto. con quelli normali. Oh no! È una catastrofa. Anche catastrofa. I bambini sono molto felici. Soprattutto. Che succede? Che succede? Esatto. Stanno cercando di far saltare questa paperella di gomma gialla. Sì. Attraverso nel bagno. una specie di trampolino. E il bambino esatto. Il bambino deve pestare e fare da catapulta in modo da farla saltare in aria. Catapulta e lui la deve catturare col retino. È difficile. Ci proviamo anche noi, principe. Secondo me sarà una vera e propria catastrofe. Anche secondo me. È me. anche una catastrofa. Esatto, per non dire altre cose che finiscono per K. O per fa. Catastrofa anche potrebbe essere. Okay. Visto che i maiali volavano all'inizio. E le salsicce, esatto. E i bambini, tutto vola in questo studio. Cioè, non nello studio, fuori dallo studio. Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta? Ti sei perso una scena mitica! No! Ma ce l'ha fatta, yeah! No, rewind, torna indietro un secondo. No, non si può, è una diretta. No! Sant'Elena, hai fatto il miracolo! Mi sono perso il miracolo, principe! Guarda, il trionfo della paperella! No, io non l'ho visto! Elena! Ci senti? Elena! Sì, vi sento! Hai fatto il miracolo, quindi da adesso sei santa, la paperella è entrata nella rete! Vieni qua! Leonardo! Sì! Guarda le papere a vita! Che bella, la clowneria è una delle arti più antiche, ma anche a livello proprio di antica Roma, invece no, ma antica Roma sì, esistevano questi personaggi bizzarri e poi il Joker nelle corti medievali era comunque un clown e il clown come lo vediamo adesso è nato in realtà nell'Ottocento e quel tipo di clown lì il clown vero è quello bianco elegante, questo è il pagliaccio. Ok, quindi c'è una differenza. Sì. Il clown era elisabettiano, è stato l'inizio è stato quello, questo personaggio ironico, elegante, sofisticato, un po' snob, che prende in giro il poveraccio, che è quello col naso rosso, che è il pagliaccio. Quindi clown e pagliaccio. Io faccio il clown. Tu fai il clown. E tu sei una pagliaccia. Non posso controbattere perché c'ha ragione, perché lui è sofisticato e aristocratico, c'ha il sangue blu ma sei e quindi sei sofisticata elegante. anche Io tu. dico un sacco di baggianate, quindi in realtà quello che hai detto è super, a parte le baggianate che dici, senso. se tu stessi zitta saresti anche di un'eleganza incredibile. Sì, vabbè, ti piacerebbe. Meno male, meno male. Adesso cosa succede? Chi abbiamo? Oh, che bello! Che salto nel tempo, che salto nello Oggi è il spazio. giorno della clowneria. E tutti con queste biciclettine diventeranno una nuova moda, li metti in tasca e poi quando devi andare quando di ti fretta, serve la vai tiri sopra. fuori. La bicicletta tascabile. Elisa. Ciao Elisa!
Ciao Linda, ciao principe. Ciao cara, che bello questo clown. Siamo in collegamento da Camposanto Stefano a Murano. Sì. E ci stiamo godendo gli spettacoli del Circo Patouf. Ok, Circo Patouf, grande Lui è protagonista di questo carnevale. Sì, è bellissimo. Qua vi faccio vedere i bambini, tutti in maschera. E tutti attentissimi. C'è grande partecipazione. Saranno gelosissimi. Bellissimi. Saranno gelosissimi del piccolo protagonista lì che è stato coinvolto. Sì. Lo sono. Non so se sentite anche le urla. Sì, sì. Adesso lo tortura, lo obbliga a stare. Oddio, ma siamo sicuri che ci possiamo fidare? Sì, non ci denunciano qua per mettere in onda queste cose. Sì, sono pronto. Bellissimo. Vi faccio vedere anche l'altra artista che si è esibita prima. Ok. Sempre del Circo Patouf, simpaticissima e bellissima. Adesso lo sto andando a prendere. Si è nascosta. Eccoci qua con lei. Eccola. Guardate che bel vestito che ha. Che bella, che bel Vi costume. saluta? Ciao, Beh, ciao, bellissima, fantastica. ciao. Di dove sono i Patouf? Di dove siete? Siamo la compagnia Circo Patouf, una compagnia di artisti un po' da tutte le parti del mondo. Sono una compagnia di artisti da tutte le parti del mondo. Che bello. Che bello, quindi Mi piace molto. internazionale. L'adoro. Eccolo qua, il eccone terzo. un altro, sì, sì. Belli. Eccoci. Guarda che Sì. giovani, Qui si bei esibirà fra poco. Cos'è quell'animale? Ma è finto, mi auguro. Ti somiglia, principe? Solo che sì. questo c'ha più capelli, c'ha più peli. Vi saluta anche lui. Che belli. Allora, io una volta, ciao cari, ho fatto il clown in una situazione, mi avevano dato, sai quei pupazzi che infili dentro la mano ed era un procione? Ok. E ero bravo perché poi sono anche un po' ventriloquo, tu non sai che ho anche questa qualità. Mamma mia, tu per lo cui sai riuscivo fare, a far principe. parlare il procione. Quello sulla mano. Non procione. fare della faccia Perché ironia. no, perché no. Ok, il procione uno. Era un procione, il procione era un il procione è quello della una mano. bambina, io ero contento perché i bambini ci cascavano, parlavano col procione e il procione gli rispondeva. Una bambina arriva, tanto si vede che hai messo dentro la mano. Oh, ti ha Ti rovinato giuro, tutto. Ti devo dire una cosa, Mi principe. sono avvilito. Ti devo dire una cosa. Invece vedi che è bello quando ci credi. Tu ci hai creduto che era vivo l'animale, hai sperato che non fosse un... No, si vedeva che era finto. No, ma ti dico una cosa, quella bambina Eri tu. all'epoca ero io. Sai che l'ho sospettato perché ti somiglia. Perché sono troppo intelligente. Ma era al nido. No, guarda, non sto scherzando perché è abbastanza tanti anni fa per cui tu potresti Come essere abbastanza stata... tanti anni fa, non ho capito. Perché tu potresti essere stata quella bambina. Oh diamine, eri proprio tu allora. Dici? Mi viene da dire una parolaccia però non la dico. Brutta! Esatto. Maledetta! Maleducata! Maleducata! Guastafeste! Perdincibacco! Hai rovinato per perdindirindino. sempre la psicologia del procione. È Esatto, rimasto traumatizzato. E che dopo quel povero procione non si muoveva più, è No, morto. no, basta. Quello sulla mano, Sì, sì. sempre il procione, quello... Sì, quello là. Sì, esatto. Comunque è divertente perché la clowneria è fatta di codici. Certo. Ci sono delle cose tradizionali, però vedo che ognuno poi ci mette giustamente del suo e quindi è questo che decreta il successo sia nell'artista di strada che nell'artista, parliamo anche dei grandi star, l'originalità. Quando tu fai proprio un mestiere e te lo costruisci addosso, è difficile che tu non abbia successo. Certo, devi trovare il tuo consiglio che ti do. canale, il tuo linguaggio e il tuo modo. È no? un consiglio che ti do perché tu stai crescendo molto bene. Grazie. E se tu diventi sempre più quello che sei, diventerai la nostra nuova Monica Vitti, te l'ho già detto. No, cioè sentirmi dire così, principe. Dai, datti da fare per te. Grazie. Allora, torniamo a noi. Dove siamo? A Sant'Elena è andata, a Murano è andata, adesso andiamo a Mestre. Dov'è Diego? Diego? Pronto Diego, ci sei? Abbiamo il collegamento con Diego. Ok, eccolo, ce l'abbiamo. Wow! Uè, che succede? Qui Piazza Ferretto che c'è Circa Teatro che si sta esibendo con i suoi
ragazze che abbiamo intervistato qualche giorno fa o se è una compagnia diversa questa sui trampoli? Ma che divertenti, guarda, sono veramente geniali. Sono veramente bravi. Io li amo perché hanno tutta questa capacità di, vedi anche questo fatto un po' sexy, che non è sexy per niente, No. ma lo diventa nell'attitudine. Certo, perché attractive. Poi il modo di utilizzare anche i costumi che in alto così diventano costumi scenografie, pazzesco, Certo. è bellissimo, è qualcosa di geniale e ti ripeto che questa è la formula iniziale del carnevale, quando il Doge dava la licenza a tutti gli artisti di strada di esibirsi potersi liberamente esibire. per le calli, i campi e i campielli, così come succede quest'anno. È bellissima questa idea Remember ed è implementata the the future. Io mi Però ricordo, anche ai c'era- cortei, gli scorsi anni, comunque i trampolieri, gli artisti così c'erano, quindi comunque questa cosa poi delle acrobazie, dell'arte di strada, delle performance, comunque sai si è una cosa che mi mantenuta. piacerebbe Mi tanto? mancano tantissimo i cortei. Lo so. E anche le corti, perché sei un po' cortigiano. E la cortigiana, certo. Invece il discorso dei famosi quadri dell'Onghi, eccetera, delle piramidi umane, era proprio considerato un'attrazione molto particolare, anche perché partecipavano tantissimi acrobati in piazzetta San Marco. Era proprio una tradizione che, penso fosse per quel giovedì grasso, prima della caccia al toro e i 12 maiali, ci fosse questo la prova di forza della piramide umana. Hai capito? E però i trampolieri proprio esistono anche loro da tempi antichi, perché l'idea di essere comunque così giganteschi, un po' instabili, quindi in maniera buffa, che poi invece quando riescono ad avere la tecnica riescono a ballare, a fare. Io ho Fanno visto di dei quelle trampolieri cose facciano la pazzesche. spaccata, cioè cose incredibili. E sono belli, sono proprio belli. Sì, anche perché, cioè, guarda su cosa stanno in piedi, cioè sono veramente a livello area, sono pochissimi centimetri quadrati. Sì, sì. E devono Loro sorreggere il non peso. devono stare mai fermi, Esatto, perché cadono. stanno Però come in non hanno bicicletta. bisogno di tanto spazio. E mi piace vedere proprio che dà proprio l'idea di come sia antica quest'arte, che abbiano dei costumi di gusto medievale. Sì. Circa Oddio. teatro, parampoli su trampoli. Hanno appena rapito uno del pubblico a ballare con loro. Ah, guarda com'è piccolino vicino a loro. Ma come si diverte, che bello! Ammazza quanta gente comunque. Qua, vedi, Diego, Pubblico è tutto sai molto- che prima della fine del carnevale io ho idea che vorrei che anche tutti voi a un certo punto vi metteste lì, vi metteste con gli artisti a fare qualcosa. Sì, sarebbe bellissimo, giocare. bellissimo. Quindi Anche perché preparati, loro dietro Diego, le quinte dopo sono la prova andati. di conduzione preparati anche a fare una performance. Esatto, preparati sui trampoli, preparati per la danza aerea o per la giocoleria, ma insomma Diego ormai è la nostra cavia da laboratorio, il nostro procione da laboratorio e gli facciamo provare tutto, gli facciamo. il procione? Procione. Cioè non volevo dire porcellino di India perché non volevo dargli il porcellino, il procione. Anche se rivoglio il posto fisso in studio che mi piaceva. Ecco, era qui. va bene, guarda Diego, tu sei giovane, sono d'accordo perché avere un Eva uomo contro centenario... Eva. un Eva uomo- contro Eva. Un uomo centenario qui al proprio fianco è anche un po' difficile da gestire perché sai che quando diventano anziani dopo bisogna secondarli in tutto, no? Mi dispiace, Secondami. a terza, a quarta. Esatto. Allora, cosa sta succedendo adesso? Siamo ancora collegati? Adesso vediamo... Lo spettacolo è finito, stanno salutando, Stanno vero? salutando, si stanno inchinando? Esatto. Ah, un dettaglio le dettaglio maschere. bello, guardate le maschere di cuoio, perché all'epoca non esisteva ancora il papier-mâché. Il papier-mâché? Cartapesta. La cartapesta. Chiamala la cartapesta, papier-mâché è troppo difficile. È più chic. È più chic, ho capito che sei chic, ma io sono una persona Ma comune, se con un sembri linguaggio di terra, sembri la volgare. principessa Grace di Monaco. Ma no, io arrivo dalle campagne, sono volgarotta, devi parlarmi con un linguaggio terra a terra, perché io non capisco tutto questo francese, la baguette, le macaron, i maial, le salsicce, cioè là mi fermo. Quindi se tu mi parli con questo linguaggio chic, io poi non ci capisco più niente, devi Che essere stufo che sono. più, Fatemi un primo piano, più per immediato. Là. C'è? Fatemi vedere. Che stufo che sono. Ma tu sei stufo, ma che dici Non mai? posso più. Allora, intanto il gioco... No, ma è bello invece.
Siamo una bella coppia. Sì, perché tu sei acculturato, almeno puoi Pensa se insegnare facciamo qualcosa. un figlio e viene intelligente come te e bello come me. Sarebbe un casino. Un figlio perfetto. No, il contrario. A chi è che l'avevano detto questa cosa? A Marilyn Monroe, una cosa del genere, quindi il riferimento è alto. Dunque, adesso siamo, ciao Diego, e adesso ci mille, colleghiamo Diego. sempre a Mestre No. Ok. con Domenico che sarà arrivato a destinazione con sto treno in ritardo. Esatto, come Domenico, le ferrovie di è arrivato a italiane. destinazione il treno? Sì, sono arrivato. Ok, no, perché le ferrovie di Stato italiane non è che siano conosciute per... Allora io sono un po', ecco, sono un po' frustrato dal non essere riusciti, perché non si sentiva un diamine, a intervistare questi due giovanotti spiritosissimi, questi due cialtroni. Guardi, se volete possiamo provare ad intervistarli adesso. Stanno iniziando, però ecco, potrei chiedere se ci sono un attimo... Volevo sapere da dove vengono, quanti anni hanno e quanto ritengono di essere codice cialtroni. fiscale, partita IVA, fare qualche tutto, domanda? Sì, ok, ce l'abbiamo, è qui, possiamo intervistarlo. Adesso Allora, si mi sente dicevano dallo studio che vogliono sapere da dove viene, da dove venite. Dove vieni? Non Sì, lo so, sì. dove vieni? Da Venezia vieni. Riuscite a sentirlo o devo Vieni ripetere? da Venezia. No, sentiamo un po' meglio. Sono troppo cialtroni. No, Domenico, è una prova del 9. Se tu Grandissimi riesci a intervistare questi due cialtroni, vuol dire che sei proprio bravo. Guarda, so fare questo, guarda. Perché 3, 2, 1. ti distrarranno sempre con vero. delle cialtronerie e non ti diranno mai la verità. Volete sapere? Vediamo se riesci a carpirgli qualche risposta seria. Non so, se volete parlarci un po' dello spettacolo, di quello che fate. Sì, certo. Allora, lo spettacolo, chi facciamo? Lo spettacolo, allora, c'è lui che... io invece Vedi sono quanto quello che cialtroni fa le sono? cose che adesso vi spiego. Allora, c'è un sistema. Adesso noi C'è un sistema, facciamo Domenico, uno te lo spettacolo. suggerisco, non diglielo. È un suggerimento a te. Digli che c'è il Principe Maurice che organizza eventi in tutto il mondo, che è interessato al loro spettacolo, se capisce da dove arriva li ingaggia. Vai, ci piace. Allora, guardi, noi abbiamo il Principe Maurice che organizza spettacoli in tutto il mondo e vorrebbe vedere qualcosa di voi, dello spettacolo, comunque se riuscireste a raccontare, sì, quindi ecco, è una grande opportunità Così vi adesso, ci fa vedere ingaggia. qualcosa, magari ci dice qualcosa. Bravo Domenico, stai prendendo la piega giusta. Sono loro che lanciano i maiali allora. Ecco, vedi che tornano sempre i maiali volanti. Oh, mamma. E allora non sono pazza. Non sono pazza, io lo sapevo. Aspetta. Voglio vedere se vola. Vedi che vola? Vedi che vola? No. Digli da parte mia che la trovo una porcata. Mi ha fatto spaventare perché pensavo spruzzasse acqua, invece no, alla fine... Domenico, digli che mi spiace ma io trovo tutto ciò una vera e propria porcata. No, ha detto che non piace, trova tutto questo una vera e propria porcata, quindi non so, magari ci faccia vedere... Renzi ci tiene, lei è una maialina. Poi vi spieghiamo le altre cose. Grazie, siete meravigliosi. C'è la nostra regia che si L'abbiamo sta sbellicando spaventato. dalle risate. Allora, digli un'altra cosa da parte mia. Occhio. La Kazam. La faccio sparire. La Kazam. Ecco, bene. Certo. Vedi i maiali che volano, vedi i maiali Domenico, che volano. digli che Non sono due sapevo. adorabili cialtroni e che sono già ingaggiati. Finito il carnevale ci In studio sentiamo. riferiscono che siete due adorabili cialtroni e che siete già ingaggiati. Al prossimo carnevale vi ingaggiano. 1, 2, 3. Grazie. Diciamo che la bella apparenza fa anche la sua parte, perché sono veramente graziosi. Io sono molto sensibile alla bellezza in generale, non fare della facile ironia. No, non era per dire la facile ironia, stavo dicendo una cosa seria, sei un esteta tu. Sono un esteta. Certo. È l'unica ragione per cui tu sei qua. Perché se si parlava di qualcosa di interiore, bionda come sono, non avrei mai potuto esserci, quindi dai. Puntiamo sull'aspetto, ma per l'aspetto dobbiamo ringraziare soltanto Nicolao, perché la mia faccia diciamo che non è delle migliori in questi giorni. No, tu sei proprio bella vera. Ma smettila, sei il solito ruffiano, lo sai che poi mi emoziono, anche perché so che non dici la verità. Sto cercando di mantenere un po' le relazioni pubbliche tra di noi. Allora, cosa succede? Io vado in bagno, mi scappa la pipì.
Ah, così? Cioè, ma vi rendete conto? Ma io che mi trattengo tutta per la durata di tutta la trasmissione, e questa che invece piglia e va. Boh. Ah, volevo dirvi a proposito, c'è un aneddoto molto particolare. Le grandame dell'antichità che indossavano abiti come quello che indossa la nostra Linda Pani, dovendo magari andare a cerimonie o a eventi che duravano tanto tempo, si organizzavano sotto la gonna con uno strumento che si chiamava vanvera. Ah, stai raccontando della vanvera? Sì, la vanvera era uno strumento di pelle, di cuoio, ben cucito, una sorta di trombone contenitore che veniva messo come una mutanda. Perché ridi? Perché avresti voluto avere la vanvera? Anche... No, perché ce l'ho la vanvera. Ah, ecco, infatti sei tornata subito. E non solo, anche per i rumori, per le puzzette, che insomma poi certo. l'alimentazione delle... Vi prego, fermiamola. Ma no, ma è vero, è storia. E Giacomo Casanova coniò la frase parlare a vanvera proprio come per dire... Ok. Esatto. Abbiamo capito. Grazie per questa lezione di storia. Io comincio ad avere dei giramenti di testa perché qui la situazione si sta facendo molto caliente. Ma ti vengono perché con la vanvera ti arrivano su anche i tuoi gas. Ok. Allora io direi di scoprire qual è il prossimo collegamento, così magari l'aspettiamo di parlare a vanvera. E quindi adesso chiedo alla nostra regia. C'è ancora Sofia da Piazza San Marco, regia? Sì. Abbiamo Sofia, perfetto. Sofia che vuol dire sapienza. Sapienza, filosofia. Eccomi qua, ci sono ancora io da Piazza San Marco e sta scendendo adesso Guarda con quale soddisfazione. signora in maschera che ha appena partecipato al Play the Lion. Ciao, come ti chiami? Paola. Paola. Ti stai divertendo a questo carnevale? Molto. Ci fai vedere il vestito? Bellissimo. Grazie a questa mia amica che fa gli abiti, a Daniela. Ah. E ci ha prestato questo abito, io le faccio onore e quindi la ringrazio di cuore. Grazie, grazie mille. Si sentono così felici Adesso. di essere protagonisti e lo sono tutti, perché sono contenti al di là della qualità, bellezza eccetera, è proprio l'essenza, l'attitude. Questo... Che cos'è che non vedo? Troppo distante. Allora qui abbiamo... Ma... Sembra... Una Adesso bionda. cerco di capire. Un bagnino? Un bagnino? Sembra un bagnino, esatto. Sembra proprio un bagnino. Baywatch. È Baywatch, è Pamela Anderson. Abbiamo ospite d'onore al Carnevale di Venezia quest'anno, niente po' di meno che Pamela Anderson. Mazza come si è ridotta, ho detto io aveva fatto troppe chirurgie e alla fine sarebbe crollata. L'ho incontrata una volta a Los Angeles. Poi chi c'è, Sofia? Però vedi che divertimento, proprio rendere grottesco, bizzarro. Grottesco avrebbe un senso ancora più inquietante, però sì. Io lo uso in realtà nel senso più leggero, no? Sì. Di ridicolo, però ironico, divertente. Ecco qui che arriva... No, allora, dalla regia mi Bagnino. dicono di non fare battute di un certo genere, però poi ti arrivano sei anche personaggi così. Cosa devo fare io? È proprio Pamela. Sono empatico con quello che sento e vedo. Per tempo non ho fatto delle piccole cose, però che immaginerai cosa. Per tempo... Ecco, vedi che insistono. Sì, lascia stare, Ma perché c'è questo aspetto del carnevale? Certo. Il carnevale è anche da quel punto di vista grasso, nel senso anche un po', tra virgolette, volgare, perché è uno sfogo. Una volta all'anno è lecito insanire. Sì, una volta all'anno, una volta durava 6 mesi, però. Una volta il carnevale lunga. durava molto di più. Una volta lunga all'anno. Esatto. Chi c'è poi, Sofia? Che altre maschere hai individuato? Allora, adesso Caspita, vi io non ci vedo porto a proprio. scoprire queste altre maschere che hanno appena sfilato. Le damine. Ciao! Oh, ma Come vi dove chiamate? vederle? Come vi chiamate? Gruppo di amiche. Gruppo di amiche. Ok. Gruppo di amiche. Che sei gelosa? Sì, siamo in diretta, esatto, sì. Ok, perché io sono un gruppo
delle maschere di carnevale. Ah, ottimo. Sì. E come vi chiamate allora? Un gruppo di amiche. E tu, il tuo nome? Anna Maria. Anna Maria? Lorena. Laura? E Maria. E da dove vengono loro? Dall'Umbria, sono dall'Umbria e hanno questi vestiti bellissimi. Se li vedete da studio. Le carampane erano delle figure molto famose a Venezia ed in realtà era un luogo dove si riunivano signore di una certa età che rimanevano sole. Ma non avevano mica una certa età, principe, saranno stati più giovani di te loro. È facile più essere giovani più giovani. Sì, certo, dopo tutti questi secoli, giustamente, effettivamente. Però, insomma, Oggi erano abbastanza io giovani, chiedo perdono a chi è collegato perché oggi sono un po' così. Però, insomma, ripeto, anche questo fa parte del carnevale. Mi diverte, c'è questa ironia, questa acidità e questa... giocatori che si sono imbottiti coi muscoli. Beh, dovresti farlo anche tu, principe. No, ho le gambe bellissime io, eh. Sì, è vero che c'è delle bellissime Le gambe gambette. sì, le gambe non hanno bisogno. Ma che divertente anche l'idea. Ma che belli, sono vestiti tipo da college americano, quindi Sì, ci sì, sono rugby, i giocatori di football, le football, cheerleaders, whatever. la mascotte. Poverina, Sì. la mascotte che non se la calcola nessuno. Cos'è, un drago tipo? Sì, sembra un drago. In un gruppo di amici ti organizzi e si fai divertono. questa cosa. E ti dicevo prima, la cosa bella è che ne ho visti tanti di giovani così che veramente hanno ripreso il gusto, probabilmente anche frustrati dai tempi di clausura che abbiamo avuto, il gusto di uscire insieme e a fare due risate, che è la base proprio basica del carnevale. Divertire divertendosi, perché divertendosi loro fanno divertire anche noi in realtà, Anche gli sono altri. molto simpatici. Certo. Dici qualcosa. Abbiamo dato Abbiamo cambiato, allora, location. ciao Piazza San Marco. Ah, Piazza San Marco, ciao, casomai ci vediamo dopo. Dove siamo adesso di bello? Allora, Abacuc, mago Abacuc. Lo conosco personalmente. Che un ti ha fatto grande diventare mago. Bacucco. Sì, ciao Linda, ciao principe, sono di nuovo io. Ciao cara. Sono di nuovo io, ho fatto una passeggiata e da Sant'Elena sono arrivata in Viale Garibaldi a Castello. E brava Elena. Sì, via Garibaldi a Castello, siamo con lo mago Abacuc. Dopo salutamelo, ormai siamo amici. Ma che se lo porti pure via il principe, il mago Abacuc. No, tu vorresti che mi facesse proprio scomparire. Sì, meglio ancora. Ma non è così Riferirò. potente. No? Lo vuoi sfidare? Sì. Principe, ma sei anche tu capace di fare questi giochi di magia? Cosa? Io so fare i giochi di magia? Certo, faccio scomparire il cibo nella mia pancia mangiandolo. Ma no, vabbè, mi spieghi come si Le frittole fa? soprattutto. Le frittelle soprattutto. È Quali la mia, sono le tue è la mia preferite? croce delizia del carnevale. Quali sono le tue preferite? Di frittelle? Quelle veneziane e quelle con la crema chantilly. La crema chantilly è tanta roba. A me piacciono anche quelle Scusate, ripiene di... allora, cerco di dare un colpo al cerchio, quelle al cioccolato. cioccolato bianco. No, la cioccolata, quella che non so se posso dire il nome, famosa, con le nocciole. La crema al pistacchio pure. Io la frittella con la crema al pistacchio. Guarda. Se mi porti una frittella con la crema al pistacchio, Cadi ai miei piedi. cado ai tuoi piedi, Flavia non esiste, io e te ci sposiamo. Con la frittella al pistacchio. Con la frittella al pistacchio, con gli In fondo anelli basta anche incastrati poco. sulla frittella, così. Che Ma bello. non ci serve altro, non ci serve. Guarda, adesso me ne è fatta venire una voglia, caspita, anche un calo degli zuccheri. Sì. A mia età se bisogna stare attenti. Beh, ma non c'entra niente l'età, io ho i cali di zuccheri e i cali di pressione a prescindere. Quindi ti posso capire, principe. Ma è proprio bravo. Sì. Sì, sì. Fa comparire e scomparire cose. E la prestidigitazione. Prestidigitazione.
con la manipolazione delle cose, distrai con una mano e fai quelle cose con l'altra. Presti? Digitazione. Sì. It's ok. It's ok. Ci crediamo. Andiamo sulla fiducia. Vediamo che cosa succede a questa principessina. Oh! Mi passa una pallina dietro l'orecchio. Ecco, ok. Oh! Ehi là! Doppio. No, che è successo? Scomparse. Ah, è scomparsa? Una pallina è scomparsa? Ne ha due in mano? No, vabbè. Ma come? È falso! È veramente un mago. Tu lo sai fare? No. Che divertente. Cioè, qui era la bambina che aveva in mano la pallina. Non si è accorta di averne due in mano? Infatti era stupita, che bello, che divertente sta cosa. Non capiva che doveva andare. Che carino, è simpatico Bacucca questo modo di... Ti salutiamo cara. Grazie mille Elena. Salutami dopo Buona Bacucca. visione. Ciao ciao, adesso andiamo da Diego dove c'è uno spettacolo che sta cominciando. In Piazza Ferretto, vai. Piazza Ferretto, grande protagonista, Ciao, quest'anno principe. con i Wonder Points. Sì, lo spettacolo sta per iniziare qui in Piazza Ferretto. Lo spettacolo degli animali di Il fuoco Circo sta per Cerini. iniziare. Siete pronti a vedere lo spettacolo di fuoco? Sì! Sì, sì, Ok, sì. a parte i bambini, anche voi grandi, siete pronti a vedere lo spettacolo di fuoco? Vai, principe, rispondi sì. Perfetto. Il primo numero che presentiamo del nostro zoo viene Che bello, direttamente ci vediamo dall'Ungheria. questo bello Il spettacolo terribile dall'inizio. Marco Duc, il cavallo di fuoco. Prima di iniziare lo spettacolo gli avevo fatto 2 domande e la ragazza è di Roma, invece la ragazza è di Modica in Sicilia. Volevano impressionare un po' il pubblico con questi spettacoli di fuoco ma non classici, diciamo. Se mi ricordo, loro stessi creavano i loro strumenti. Questa è una cosa bella e che riporta proprio anche alle antiche tradizioni. E poi quello che mi piacerebbe sapere, essendo che io ho lavorato con il fuoco, noi eravamo vestiti, sì, non stando accanto a te che è come giocare con il fuoco, però, o con il fuoco reale, l'elemento. Sì. Io ci ho lavorato, ci ho ballato, avevamo delle tute ignifughe apposta e non potevamo avere niente, neanche la biancheria, neanche i calzini, neanche le scarpe, neanche nell'acconciatura niente che non fosse ignifugo. Invece i costumi che hanno loro, seppur lavorando col fuoco, non penso che siano antinfiammabilità, insomma, hai capito che intendo? Magari sì, esistono anche degli spray, delle cose che rendono ignifughe le cose. Sì, però... Io credo che comunque abbiano tutti una, diciamo, una serie di certificazioni, Protocolli, protocolli certo, da seguire, sicuramente. per cui sicuramente non è pericoloso. Lei ha paura che prenda fuoco? No, no, Ciao. non è che ho paura che prenda fuoco, però mi sto chiedendo anche appunto dal punto di vista burocratico della Perché sicurezza. a voi rompevano Cioè, tanto le scatole, invece a loro no. Esatto, loro invece con questa tranquillità, con questa nonchalance si Ma guarda che gestiscono anche il fuoco e Fakiro. hanno dei costumi che non mi sembrano ignifughi, poi magari non lo sono. Non hai mai provato a mangiare il fuoco tu? No, O a passartelo sulla pelle? no. Cioè faccio così col dito sulle candele, vale? No. No. Ok. Così. Ce la prendete più da...
chissà com'è. Vorrei provare una volta. Ho un amico che fa il mangiafuoco e gli dirò fammi capire. Anche io voglio provare. No, poi alla nonna viene paura. Grazie, no. grazie. Ciao, nonna. Come avete capito è un circo di gran livello. Altissimo. E allora signori abbiamo scaldato l'atmosfera. Siamo pronti per un numero mistico. Un altro numero, sì, una bestia incredibile. Noi del Circo Cerini abbiamo viaggiato tutto il mondo. L'animale che vi stiamo per presentare viene dal deserto del Rajasthan. Là, sotto il sole cocente, 50 gradi, dove non cresce niente, non c'è ombra, non ci sono neanche cactus, non c'è una cactus de ombra. È una cosa terribile, è lì che vive una creatura pericolosissima, una creatura sinuosa, una creatura del deserto. Chi di voi parla sanscrito capirà benissimo. Agun Naga. Chi di voi parla sanscrito? Lei, ecco, quindi sai che vuol dire... serpente! Ah, bravissima, la bambina studia sanscrito. Ebbene sì, signore e signori, questa creatura pericolosissima, velenosa, l'abbiamo presa dal Rajasthan, l'abbiamo portata qui. Questa creatura che si chiama... Paperotti. Cos'è? Paperotti. No, scusate, non è Paperotti la creatura. È un animaletto che vuole fare delle incursioni per conquistare il pubblico. Ma che cos'è uno struzzo? Tu sei terribile e sinuoso. Fatto in corda. Fai vedere come sei sinuoso. Bellissimo in corda. Sì, credo. Sei molto... Paperotti. Ma che non deve essere facile. Paperotti! Paperotti, non è il tuo turno, non è il tuo numero. Paperotti, per favore, vai via. No, non fare così, Paperotti. Dai, fate un applauso e ce lo facciamo. È bello. Se no poi ti prende troppo spazio. Paperotti, via, Paperotti. Sì, ma poi deve essere anche meccanicamente difficile, no? Gestire, cioè che magari ti confondi, devi coordinare mente e mani, tutto. Il talento sta proprio in questo, a rendere magico il nulla. Quindi, signore e signori, musica maestro. Musica maestro. Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vesecchio. Mistico. Magia. Pollo al curry. Signore e signori, andiamo in India. Agun Naga, la danza dei serpenti di fuoco. No! Il serpente di fuoco, sono ipnotizzato. Ah, interessante. Allora, è molto bello questo, Diego, il serpente di fuoco è proprio bello. Adesso però ci trasferiamo, ci trasferiamo all'M9. Di qualche metro ci spostiamo all'M9 dove ci hanno detto che c'è un pianoforte. Ah, li conosco! Questo è divertentissimo. Bravissimi loro! Chi c'è qua? Chi è in collegamento dall'M9? Presentati che non sappiamo il tuo nome. Over the rainbow. Ciao, sono Milena. Over the rainbow. Ah, ok, Milena. Ciao Milena. Ciao Milena. Che bello, adesso dai, stiamo zitti che adesso abbiamo già capito cosa succederà. Esatto, stanno per suonare Somewhere Over the Rainbow. Oh.
Cigno nero per qualcosa almeno, no? Sono veramente bravi, perché non è facile. Oh, come sono ispirata, principe. Sono ispiratissima. Oh sì. Sento libera. Oh, mamma mia. E felice. Sì. Non mi alzo perché sono troppo stanco. Non vado via perché sono stanco, non perché... questo momento di poesia condivisa, che bello che è. Che bello, bellissimo, ci è piaciuto, bellissimo. Assolutamente, che bel momento di poesia. Osi mai più dire a quella persona con i piedi per dire che suona male, perché loro con i piedi suonano il pianoforte. Hanno suonato benissimo. benissimo. La regia prova questa volta. Cosa succede? Noi continueremo a suonare perché vedo che arrivano sempre volti nuovi e ci fa molto piacere. Lasciamo però il pianoforte un pochettino per chiunque lo voglia provare, come ho detto prima. Quindi vi spiego un po' le regole. Sul pianoforte si va senza scarpe. Potete lasciarle qui sulla mocchettina, potete tenere Che bello, i calzini. fanno provare. Non si corre e si cammina e basta, non ci si rotola. So che vi verrebbe voglia, soprattutto io vedo qualche faccetta. Anche noi vogliamo provare. Okay, non ci si rotola, mi raccomando. Basta, come dicevo prima, noi siamo la compagnia Faber Teatro. La compagnia viene da Cremona, ma abbiamo Edoardo da Torino, Manuel da Buenos Aires, che ha costruito tutto questo grande piano. E la mitica Silvia da Padova. Mitica. Ok. Se vi fa piacere potete pubblicare i vostri video e le vostre foto aggiungendo l'hashtag Il Grande Piano, che così noi possiamo avere anche dei souvenir di questo bellissimo carnevale qui a Mestre dopo questa terrificante pandemia. Ecco. Grazie mille. Ma grazie a voi ragazzi. Ma che bello. belli in tutti i sensi, belli bravi, Milena, poetici, raffinati e... L'intervista, bene, ok. bene. Anche perché vogliamo vedere, sentire? vogliamo anche vedere magari nello sfondo se qualcuno prova, sarebbe veramente carino. Dai, che bello. Fare un'intervista per i canali social in diretta. Possiamo fare un'intervista in diretta sui canali social? Ok. Eccoli, ce li abbiamo. Eccoci. Mi raccomando Milena, vai abbastanza vicino col microfono perché sennò non sentiamo le loro splendide voci. Forse un po' di rumore qui di musica. Vuoi che ci spostiamo? Piuttosto sì. Manuel, perché non si sente niente qua. Ora capiamo un attimo. Ok, adesso vi lasciamo il tempo di organizzarvi. Perché che bravo c'è ragazzo. qualcuno che ha iniziato a provare e quindi si sente il suono dei tasti. Che bello! Come con in punta Così, di piedi. che fa piano piano, delicatamente. Ok. Bello. Allora, questa idea come mi è venuta? Che cosa è saltato in testa di realizzare questa cosa? È molto bella, molto originale, simpatica. Io l'ho vista solo
televisione. Anch'io in qualche video sul web. Invece, avendolo lì a disposizione anche dopo lo spettacolo dei ragazzi, chi vuole suonarlo, una bella idea. A chi è venuta e quando? Come vi è venuta questa idea di creare questo pianoforte che suona ballando? Eccolo, la coppietta al completo. È venuta a lui. L'idea, per la verità, è venuta a lui, Manuel Benjacar, che è qui, è un liutaio argentino che nel 2011 ha costruito un primo grande piano ispirato al film Big con Tom Hanks. E da lì poi noi abbiamo cominciato a suonarlo e abbiamo viaggiato in diverse parti nel mondo. Il primo grande piano era molto molto pesante, invece adesso ne abbiamo diciamo una versione molto leggera perché ha volato con noi un po' dappertutto, a Singapore, ad Abu Dhabi, a Dubai, Sud Corea, Messico, Spagna, Thailandia, Arabia Saudita. Tutto il mondo. Abbiamo viaggiato parecchio, Messico, Grecia, Croazia, Lussemburgo, insomma. Ma tutti li sto dicendo, tutti. Ecco, quindi adesso siamo very light e possiamo viaggiare ovunque. e siamo molto contenti di essere qui al Carnevale di Venezia, dall'M9 a Mestre. Silvia è inoltre di Padova, per cui siamo Io sono molto un'affezionata legati. del Carnevale, quindi per me è proprio bellissimo essere qui. Hanno trovato la location, siamo stati ospiti anche il qualche tempo e lo anno fa e spazio quindi giusti. tornare ci fa davvero piacere. No, hanno trovato il tempo e lo spazio giusti per esibirsi, secondo me. Saremo qui anche martedì pomeriggio, quindi se volete venire a provare il nostro grande piano ci troverete in Piazza Ferretto. Ditelo a parenti, amici e vi aspettiamo martedì. Mannaggia, Senz'altro, che noi sono siamo veramente qua magici, martedì belli. pomeriggio. Fai i complimenti, io suono il pianoforte e apprezzo e di loro che nessuno potrà mai più dire che suonava con i piedi, alludendo che suonasse male, perché loro con i piedi suonano benissimo. Esatto. Vi dicono che nessuno potrà mai più dire che si suona con i piedi, perché voi con i piedi suonate benissimo e vi fanno tanti complimenti. Grazie. Bravi ragazzi, È abbastanza davvero. difficile suonare con i piedi, ci vogliono tante ore di prove e tante ripetizioni davvero, come con le mani, però Certo. è un po' più fisico, ecco, il Esatto. lavoro. Molto cervellotico, Senz'altro. perché è quasi Il fisico, tu ormai il fisico non ce l'hai più, principe, c'è una certa. Ma le gambette vanno. Le gambette, allora perché non impari a suonarlo coi piedi? Beh, con i piedi, con Con i anche piedi, poi. con le gambe, ciao ciao. Ecco, dai, no ma bravi. Bravi davvero. Conosciamo un po' la musica, ma non siamo dei pianisti diplomati, anzi siamo dei piedisti, ecco. Pianisti, piedisti. Bravi, salutali, complimenti e Bravi buona davvero. fortuna. Che tornino a girare il mondo come prima, ma che stiano anche un po' con noi, che ci piace. Grazie, ringraziali per Ciao, aver ciao. condiviso con noi la loro performance. Grazie Milena. Guarda che adesso c'è un concertone a 3 Che mani, bello. a 6 piedi. A 6 piedi. Ma poi questo suono è veramente rilassante. Sì. È veramente dolce. Cosa sta succedendo adesso, regia? Ah, ecco. ok. Ok, Certo. ok. Perfetto, Bellissimo. ci piace. Anche perché Pellestrina è veramente stupenda e tra l'altro a Pellestrina c'è una tradizione ovviamente di pesca e di cucina del pesce veramente notevole. Te ne intendi, Notevole. cucina, pesce. Sì. Ormai, tu buona Guarda, forchetta, infatti, ecco, vedi. vedi subito. C'è una buona forchetta, quindi figurati se ti sfuggono i posti dove si mangia bene. C'è un audio o commentiamo noi? Ecco, è incantevole dall'isola di Pellestrina, che diciamo è all'ingresso della laguna, come l'isola del Lido, Malamocco eccetera, ha un'antichissima storia, è uno tra i primissimi insediamenti dei veneziani, quindi Pellestrina, Malamocco eccetera, che scappavano, i veneti scappavano dalle invasioni barbariche, quindi da Aquileia, da Concordia Sagittaria, in laguna. si rifugiavano lì e quindi trovavano quest'isola che era comunque molto ricca perché la pesca era ed è fruttuosa
e c'è anche qua come a Burano l'idea delle case colorate, e anche a Pellestrina si fanno i merletti. Ok, Quindi, però non hanno i biscotti, quindi scendiamo a Burano, biscotti e a Pellestrina qua il pesce. C'è proprio una tradizione di cucina, c'è una festa bellissima dedicata all'Assunta, che è proprio una festa popolare veramente molto bella, e quindi da tutta la laguna vanno lì perché è stata una Madonna miracolosa, e quindi c'era questa devozione particolare, per cui c'è questo grandioso veramente evento che è anche un po' un mercato, una sagra, però nel senso proprio più bello, antico e alto della parola. Sì, nel senso ecco, io ci ho partecipato una volta ed è bellissimo, anche perché poi si sta ovviamente sulla spiaggia, insomma, spiaggia, sul mare, insomma. Ed è, si tira mattina, ed è veramente graziosissima, un'isola graziosa, popolosa, di gente molto caparbia, molto abituata, molto abituata a vivere alla giornata, anche perché l'isola, comunque vivere su un'isola così non è facile, quindi bisogna darsi da fare, ed è gente anche molto fiera di appartenere alla sua terra. Beh, giustamente, io sto vedendo adesso anche qui le e questo è il immagini dei contributo su paesaggi. Pellestrina. Ma per Carnevale a Pellestrina cosa succedeva? Succede quello che dovevamo scoprire ieri insieme alla nostra amica, che però non aveva connessione, quindi non riusciva. Quindi peccato. Alice, giusto? Che non erro? Non c'è nessun contributo su questo? Magari lo fa. No, Ah, che bello, grazie non regia. abbiamo la diretta, perché ieri dovevamo fare la diretta, però che abbiamo bello, un anche contributo perché video. è veramente bella l'isola, delle belle location anche lei. Guarda che cielo. Sì, oggi c'è una giornata stupenda poi. Quindi abbiamo di nuovo bisogno di voi, Petra, sei pronto? Devi andare forte. Bello. Bello. Colorato, cos'è? Si è frizzato anche il contributo. Ah no, era finito. No, perché sai, allora, la tecnologia è senz'altro un mezzo straordinario, però ha i suoi limiti, e questo mi fa molto piacere, perché ci induce comunque a dire sì, ok, ho capito quello, ma voglio andare a vederlo, voglio sentirlo però, sulla pelle. The fact that you can see, that you can share with us this the very funny, nice and carnivalesque situation is very intriguing, and so I hope you appreciate, and please give us feedback, and especially on the website www.carnevale.venezia.it. Be free to comment and to send us greetings. Your feedbacks. Also just greetings. Because we know that we have feedback from all over the world, from United States, from Central and South America, from Australia, from all over Europe. From really, Asia. Yes. It's really, we thank you so much, because it's a little thing, just me and her, but there is this connection with the reality in town that is really, really nice. That's what is happening now in Venice, and we hope you can come soon, next year or whenever, when everything will be much easier. Oh, yeah. But also not during the carnival. This land is magic. Oh, there is a very nice song. This land is mine, God gave this land to me. He's a singer too. This brave and ancient land to me. So this land with the sea is me. It's you, okay.
Ti gira la testa. Ti stanno dando parecchi suggerimenti, il gobbo che è la ferma adesso. No, non mi stanno dicendo di girare la testa perché la testa mi girava già prima. Ecco. Io penso che facendo un conto veloce con i collegamenti forse ci siamo anche quasi, quindi forse Regia, siamo addirittura d'arrivo. Siamo arrivati probabilmente a uno degli ultimi. Infatti adesso vediamo che scorrono le immagini per capire chi sarà in collegamento con noi. Regia, abbiamo capito? Ferretto. Che è molto diverso da quando siete in video e non ci siete. È più bello, mi piace di più. Quindi, conto alla rovescia, dal 10. Scusate, ho freddo. Aspetta, ho dimenticato una cosa. Quindi sono i nostri Carnival Speakers che ci stanno salutando dai vari Wonder Points con gli spettacoli insomma, che stanno giungendo alla conclusione. Quindi andate a vederlo lì. Altri spettacoli anche in giro, ma visto che siete qua, organizzatevi. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno! Oh. Oh, ma che cos'è? Schiuma, sapone, coriandoli, cos'è? Era una pioggia di caramelle. Cos'è una... Era una pioggia di coriandoli. Ah, pioggia di coriandoli, ok. No, perché ho visto queste cose giganti che sembravano schiuma, che sembravano bolle quasi. Tocchi di carta. Ok. Simpatico, un abito fatto coi coriandoli. Beh, quando vai a carnevale poi ti spogli, quando torni a casa, che ti togli le mutande, i vestiti, eccetera, raccogli i coriandoli e ci fai l'abito per l'anno successivo. Ha senso? Ha super senso. Io non lo so, ma ogni volta che vado a Venezia durante il carnevale torno a casa, mia mamma impreca perché deve pulire dappertutto perché ci sono coriandoli ovunque. Ma ti parlo anche di qualche anno fa, che cominciavo ad essere anche grandicella. Coriandoli dappertutto. Me li portavo avanti un mese a casa. Ogni tanto sbucavano fuori i coriandoli. È la festa? La vita è difficile. Baldoria. Per fare la Baldoria, a fare che cocchi perché. Dopo te lo spiego. Dunque, cosa succede adesso? Milena, devi raccogliere tutti, ma sta raccogliendo uno per uno tutti i coriandoli perché non ha materiale da sprecare. Deve raccogliere quelli che ha lanciato prima e quelli che ci sono per terra, ma li mi piace ricicla. Perché non li sta scopando, li sta raccogliendo uno alla volta. È proprio un lavoro certosino. Con calma. Cosa sta facendo? Ah, sono caramelle. Vedi che allora avevo detto qualcosa di intelligente, cioè avevo ragione. Che c'era qualcosa di più grosso dei semplici coriandoli, erano caramelle. Mi sembrava strano. Sì, ha sparato sia caramelle che coriandoli. Questa è la novità. Bello. Cioè, pensa per i bambini che si trovano lì. Adorano. Arrivano, pam, esplode tutto. E piovono coriandoli, piovono caramelle. Vabbè Milena, grazie mille. Grazie Milena, ciao. Raccogli un po' di caramelle così ce le fai arrivare in studio. Portaci un po' di caramelle. Raccogli. Va bene, regia, a che punto siamo? Io volevo comunque dire che le serate a Cavendramin Calergi sono straordinarie, stanno andando avanti bene. Molto bene. Ieri era Sabato Grasso, bellissimo. Oggi anche saremo là, per questo anche un po' comincia a essere obliquo, perché in ogni caso ci si mette impegno, e il lavoro è tanto e bello. Guardate la magia delle immagini, ecco Milano, i panni di Salvador Dalì. Venezia Immaginarium a Cavendramin Calergi, bellissimo, spettacolare. Con la direzione artistica di Antonia Sauter, la produzione è sempre Vela e un cast veramente bello, costumi, scenografia. Eccomi qua, sempre Salvador Dalì in rosa, perché canto la Via Rosa. Straordinario, io l'ho visto ragazzi, confermo, e fino a martedì c'è ancora tempo per poter insomma partecipare attivamente e deliziarsi di questo spettacolo, e non solo, ma anche del cibo chiaramente. Quindi una serata all'insegno di tutte le godurie possibili, musica, spettacolo, danza, cibo, il vino.
Non voglio spoilerare nulla, ma siccome la state vedendo, c'è una rappresentazione allegorica veramente importante che Antonia Sauter ha voluto su Venezia e tutte le sue regine. Quante regine sono nell'essenza di Venezia? Qui c'è una sfilata di regine di vario genere e alla fine, a furia di vedere le regine, divento regina anch'io. E a proposito di regine, Elizabeth I. A proposito di regine, parliamo anche delle vere protagoniste regine del Carnevale, che sono le 12 Marie, che stanno quasi giungendo alla fase piccante, quella clou, perché domani sera nelle sale apolline del Gran Teatro La Fenice, e sono veramente molto onorata anche di dichiarare pubblicamente che sarò io a presentare la serata. Sì, mi ha portato via il posto. Ti ho portato via il posto, Principe, comincia ad avere una certa età, io già te l'ho detto, devi cominciare a pensare alla pensione, quindi certe cose, da lì col baffetto non sono tanto credibile, però almeno con la grande emozione, il grande onore. Ma sei bravissima, trovo una cosa molto bella, diciamo che tradizionalmente l'ho sempre fatto io anche con Bruno Tosi eccetera, però essendo comunque impegnato lì in Galà, in ogni caso non potevo esserci, ma tu sei adattissima perché sei stato una Maria, quindi conosci tutte le loro emozioni. Cioè, per me è un grandissimo onore e una grandissima emozione. Sei una grande entertainer. Grazie, Principe, ti insegnerò a cantare la Via Rose, No, ma cantare purtroppo... Il mio repertorio mi sono stufito. So fare un sacco di cose, però cantare quello non te lo posso portare via. Sto prendendo lezioni. Allora facciamo così. Sto prendendo lezioni di canto. Adesso facciamo il playback. Ok. Devi dire I did it my way. Ok. I did it my way. La voce è leggiadra, è proprio perfetta. Mamma mia, molto delicata, una voce bianca, voce bianca. Comunque, tornando al discorso, sono onorata, per me è veramente un grandissimo onore, ma soprattutto una grandissima emozione, presentare la serata finale in cui verrà eletta la Maria dell'anno, quindi la Maria dell'anno 2022, e la Maria del Gazzettino, eletta dagli lettori del Gazzettino, grandissimo media partner del Carnevale di Venezia. Quindi ci sarà questa grandissima cena in cui insomma io porterò il messaggio e diffonderò il verbo e scopriremo chi delle 12 Marie diventerà la Maria dell'anno. La giuria è composta ed è là. La giuria è composta da personaggi importanti della città che autorità, sono ospiti a questa cena di gala. Esatto. Ed hanno una scheda per votare. Assolutamente, una giuria molto consistente perché è numerosissima, quindi associazioni, enti, autorità, piuttosto che anche personaggi, quindi anche artisti che insomma sanno captare, che hanno studiato le Marie in questi giorni, e poi, come diceva anche Bruno, prima inter pares, esatto, quindi è una che va a simboleggiare, ma non è che sia la più bella, la più brava. Anche perché la bellezza è una componente importante, ma ci sono una serie di caratteristiche che la Maria deve avere. Esatto. Ciascuna delle 12 e poi in particolare la prima inter pares. Che ve le racconteremo quando vi daremo la notizia di chi è stata eletta. Io lo scoprirò dopodomani, latte di grasso. Intanto direi che siamo alla fine di questa diretta e vi diamo appuntamento a domani, lunedì 28 febbraio, dalle 16 alle 17:30 e i saluti conclusivi li fa Linda citando i nostri graditissimi sponsor a cui siamo assolutamente appunto grati. Come di consueto, quindi un ringraziamento speciale agli sponsor ufficiali del Carnevale di Venezia: Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Lavazza, American Express, Consorzio Tutela Prosecco Doc, Eni e Trivago. Con questo vi salutiamo, brava, grazie Linda. Ma grazie a te Principe, grazie alla regia e grazie a tutti i nostri ragazzi qua alle telecamere di Tele Venezia. Tutti coloro che lavorano a queste puntate, e non dimenticatevi di consultare sempre il solito e inestimabile sito www.carnevale.venezia.it dove potete trovare i nostri social, dove trovate comunque anche tutte queste dirette poi in YouTube e Facebook. In differita, Facebook, YouTube. E YouTube. Perfetto. Facebook è Carnevale Venice Carnival Official. Ecco, esatto, con l'icona nera come nel logo qua in basso, ok? Solo che è in nero. Okay. Non potete sbagliarvi. Ciao appuntamento a tutti. Domani, buona serata, grazie. A presto. Grazie a tutti.